Oggi ITS trova casa e Trieste finalmente accoglie un talento internazionale e quindi attrarrà moltissime persone. Sì, la cosa bella di questa Academy è che si lega perfettamente ai progetti della regione legati all'innovazione, che non è soltanto un'innovazione tecnologica, che ovviamente è importante dell'IT, ma un'innovazione anche legata alla creatività. ITS la rappresenta in pieno, anzi può essere un fattore attrattivo, un fattore che può creare occasioni di lavoro e soprattutto ovviamente occasioni di crescita professionale. Mi auguro che giovani talenti, grazie a questa iniziativa, possano venire in Friuli Venezia Giulia, in questo caso a Trieste, e costruire il loro futuro qui con la loro start-up e quindi essere attrattivi anche da chi viene da fuori regione e vuole portare il valore aggiunto della sua professionalità, in questo caso della sua creatività, che parte dal Friuli Venezia Giulia ma si rivolge al mondo. ITS a casa a Trieste, che cosa inauguriamo oggi e che cosa assaggiamo oggi? E questa sera assaggiamo quello che sarà ITS Academy, l'arca della creatività, uno spazio espositivo, uno spazio educativo. Non serve un deluvio universale per costruire un'arca, noi l'abbiamo costruita con 20 anni di duro lavoro e di fatica e non serve neanche portarsi dietro tutte le specie animali con le loro caratteristiche, ce ne basta una, la creatività, quella che noi abbiamo conservato e quella che mostreremo al mondo.